Giorno 56. Non è arrivata la polizia come mi aveva predetto il vecchietto di ieri e sono arrivato subito a male mort, che sembra un insulto. Ho visitato il paesino, molto carino e molto in sasso, e mi sono fermato a fare colazione in una boulangerie, mangiando un po' di pain chocolat e una noisette, un caffè macchiato. Dopodiché sono ripartito e mi sono fermato a Pernes-les-Fontaines. Credevo che volesse dire qualcosa come il paese delle fontane, ma no, Pernes non ha un significato, però è pieno di fontane anche se sono tutte assolutamente asciutte, tutte tranne una che gocciolava. Sono stato letteralmente 3/4 d'ora a riempire 1,5 litri d'acqua. Mi sono fermato in questo paesino per altre 4 ore dopo pranzo perché abbiamo raggiunto un picco di 37,5 gradi e solo dopo ho avuto il coraggio di ripartire uscendo dalla città e andare alla ricerca di un posto per dormire.